Che cos'è il Made in Italy a Treviso? Il Made in Italy siamo noi. Parte da questo concetto la giornata del Made in Italy anticipata dall'Associazione di Commercianti di Treviso con un incontro in Camera di Commercio. Il manifatturiero Made in Treviso vale 15 miliardi e 650 milioni di euro, seconda provincia in Veneto per esportazioni. Numeri importanti quindi, che poi è il valore aggiunto di ciò che realizziamo e proponiamo all'estero, ma anche a chi ci viene a visitare. Che è quello che cercano i turisti quando vengono a Treviso. Non vogliono possibilmente comprare quello che possono comprare a Londra piuttosto che a New York, ma quello che qui caratterizza il nostro modo di essere, di vivere e che loro cercano di portare a casa. Ed è su quello che sia il mondo produttivo che quello del commercio devono puntare per vincere le sfide tra dazi e concorrenza cinese. È secondo me l'unica possibilità per un certo prodotto di nicchia per poter essere valorizzato con un surplus nei riguardi del compratore attento, del compratore facoltoso, del compratore che vuole Made in Italy ma vuole essere certo della sua originalità. Made in Italy valore aggiunto dunque, ma, sottolinea Confindustria, contrastato già dai mercati che invece dovrebbero essere degli alleati. Il marchio 100% Made in Italy è stato proposto parecchi anni fa, non è utilizzabile all'interno della comunità europea perché creerebbe distorsione e favorirebbe un paese rispetto a un altro, quindi non è ammesso. Ma contraddistinguersi, è stato ribadito più volte nel corso del seminario, è l'unica alternativa alla concorrenza uniformata, affollata, ma soprattutto di fatto anonima. Perché oggi i clienti vanno oltre il logo e l'etichetta, ma chiedono naturalmente storie, valori, personalizzazione, unicità. Esattamente il contrario, secondo Federmoda, dell'uniformità generalmente presente nei centri commerciali. I centri commerciali fanno il loro e noi chiediamo certamente un ridimensionamento perché nel Veneto vantano una distribuzione molto elevata, più di un Piemonte, di una Toscana, di un'Emilia Romagna e quindi puntiamo sulle nostre città